Una sorta di derby d'altri tempi, quello che ha richiamato a Murano oltre 500 spettatori per la partita di eccellenza tra Laguna Venezia e Treviso, con vittoria degli ospiti per 0-2. Il primo tempo termina a reti inviolate, con un paio di occasioni per parte. Azione clamorosa quella che vede, per i locali, Zennaro pescare da un calcio piazzato Pupin, che di testa colpisce la palla, parata miracolosamente dal portiere trevisano Bortolin. Nel secondo tempo, all'8° il Treviso passa con Mason e dopo un'altra bella occasione al 15° arriva il raddoppio, con Conte che si libera sulla sinistra e calcia in porta. Seguso respinge, ma Mason tutto solo insacca il 2-0. Il Laguna Venezia tenta di accorciare le distanze, ma il Treviso riesce a controllare le sfuriate della squadra lagunare. Risultato finale: Laguna Venezia 0, Treviso 2. La squadra del primo tempo ha tenuto la partita in equilibrio assolutamente. E evidentemente dopo siamo usciti dallo spogliatoio un po' distratti e su un infortunio della difesa abbiamo preso il gol. Dal nostro punto di vista questo ha scopaginato un po' i nostri programmi, è venuto subito il secondo, anche questo evitabilissimo, e da lì la partita è un po' caduta.